Con una punta massima di 98 cm di marea sul medio mare, registrata alle 10:50 di questa mattina in punta alla Salute, come previsto per quote così basse, il Mose non è stato attivato. Così, in piazza San Marco, sono tornati a vedersi l'acqua alta e le passerelle pedonali per far transitare veneziani e turisti all'asciutto. Diverse attività della piazza non hanno potuto lavorare e i disagi per i commercianti, proprio nel weekend del Ponte dell'Immacolata, sono stati pesanti. La marea era poco più di 1 metro, ma i nostri colleghi, tra l'altro dall'altra parte della piazza, che vanno sotto, i negozi vanno sotto a circa 85 centimetri, quindi loro non hanno assolutamente potuto lavorare. Le barriere provvisorie montate attorno alla cattedrale invece hanno salvato la Basilica di San Marco, che altrimenti, senza il Mose in funzione, sarebbe finita allagata. Con questa quota di marea è andato sott'acqua circa l'8% del centro storico, ma con alcuni passaggi fondamentali e molto trafficati, tra questi, oltre a San Marco, Rialto, Erbaria, San Giobbe e Sant'Andrea. Uno scenario, quello di stamattina, completamente diverso rispetto al giorno precedente, quando il Mose, vista la previsione di 105 e un forte vento di scirocco in arrivo, era stato attivato. Per tutti noi poteva essere un weekend molto importante, uno degli ultimi della stagione. Noi avevamo la ressa di persone qui sotto che obbligatoriamente dovevano transitare qui proprio per i problemi dell'acqua alta, ci ha creato un forte disagio ed è stato molto penalizzante.